Buongiorno, sono D'Ambrosio Stefano e spiegherò brevemente dove siamo. Siamo a Castiglion di Strada, un paese di origine romana, deriva dalla parola castrum, fortificazione. Infatti nel nostro villaggio c'è anche un sito archeologico chiamato Castelliere, che praticamente vi sono stati trovati diversi reperti di origine romana. Abbiamo una strada, da cui si affianca il nome di strada, una strada importante ed è una strada superiore detta strada alta rispetto alla antica, che oggi viene considerata come una di origine ungarica, ungaresca. Qualcuno ravvisa in questa strada anche l'origine dell'origine romana come via Postumia. Però il riferimento è alla strada che collega Codroipo a Palmanova. Questa è la chiesa di Santa Maria, edificata tra la fine del 400 e l'inizio del 500, completata e rimaneggiata. Abbiamo una facciata proporzionata che è resa particolarmente graziosa e nobile dalla presenza di un campanile a vela che termina con 2 bifore e 2 campane. C'è una piccola nicchia centrale, a sesto ribassato, e un rosone centrale. Sull'architrave della porta compare l'iscrizione della consacrazione della chiesa, che risale al 24 gennaio del 1935, anche se le pitture, resti delle pitture interne, fanno presagire un'antichità molto più anteriore dell'edificio. L'importanza di questa chiesa, la cui è dedicata alla Madonna, Santa Maria, trova un interesse da parte dei visitatori, soprattutto per la presenza di 2 rappresentazioni pittoriche importanti nelle pareti laterali della chiesa, che sono state realizzate da un pittore di origine veneziana che risiedette verso l'inizio del Cinquecento a Udine e fa di nome Gaspare Negro. È un pittore minore tra gli artisti del tempo, ma ebbe una rilevanza significativa nel territorio perché ha contribuito a progettare anche la chiesa di Santa Maria di Castello in Udine, anche se non la realizzò completamente perché poi i lavori furono affidati ad altri. Questo lavoro è il lavoro più organico che oggi c'è rimasto del pittore ed è forse il tuo testamento artistico nel suo insieme. E la preziosità di questi dipinti è tale, perché sono un ciclo molto esteso, molto completo, è tale che rappresentano una delle opere più importanti in affresco del Rinascimento friulano. La parete di destra, entrando in chiesa, raccoglie 3 quadri storiati della vita di San Biagio. Il primo quadro rappresenta la cattura del vescovo di Sebaste sul Monte Argeo da parte dei soldati di Diocleziano. La seconda rappresentazione è il vero martirio, dove 2 aguzzini con pettini di Cardatore martirizzano il santo e lo scarnificano. Il terzo quadro istoriato rappresenta molto, anche per la sua valenza simbolica, è la lavanda dei piedi di Gesù nei confronti dell'Apostolo Pietro, ed è anche dal punto di vista religioso è un quadro molto emblematico sia per l'aspetto eucaristico che questo tipo di immagine rappresenta. Siamo nell'ultima cena e precede l'ultima cena proprio la lavanda dei piedi.
Nell'altra parete troviamo invece, molto più completo del precedente, sono divisi in tre file, la rappresentazione della vita di Santa Maria Maddalena, diciamo divisa in 4 rappresentazioni, e poi abbiamo 2 immagini del Nuovo Testamento. La prima immagine significativa è rappresentata dalla penitenza di Maria Maddalena, che a piedi di una tavola chiede perdono a Gesù Cristo. La seconda immagine è la resurrezione di San Lazzaro, mentre nella terza immagine abbiamo Santa Maria Maddalena. Nella quarta immagine abbiamo Santa Maria Maddalena in adorazione. Una rappresentazione pittorica molto importante rappresentata dalla Dormitio Virginis, e qui siamo invece nel Nuovo Testamento, in cui il sonno della Madonna e contemporaneamente l'assunzione al cielo della Madonna, dove abbiamo un San Pietro in abiti papali e la Madonna è circondata dagli apostoli, e qui traspare anche nella rappresentazione la relazione tra la vita terrena e la vita santa della Madonna. Sotto questa raffigurazione abbiamo la Natività, e qui abbiamo da notare la curiosità che i pastorelli hanno degli zoccoli. E accanto abbiamo invece la nicchia d'altare della Santa Maria Maddalena, con accanto l'ultimo dei profeti Giovanni Battista e dall'altra parte Santo Stefano. E infine abbiamo nell'intradosso la rappresentazione dei busti delle sante con i loro attributi. Sono 8 sante, di cui uno è andato perduto, e rappresentano Sant'Agata, Santa Caterina d'Alessandria, Santa Dorotea, Santa Margherita, Santa Lucia e Santa Polonia. L'altare che vedete alle mie spalle è un altare di Valentino De Cecco di San Giorgio di Nogaro, un altare marmoreo del 1836, quindi non ha nessuna relazione con il periodo rinascimentale, a cui sono attribuiti le immagini, gli affreschi, diciamo, sulle pareti laterali dell'aula principale. Questa chiesa, per la bellezza delle immagini pittoriche affrescate, dell'importanza che riveste per essere uno dei lavori più significativi del pittore di origine veneta, Gaspare Negro, è veramente uno dei capolavori dell'arte rinascimentale friulana.
Grazie. Grazie mille. È un onore e un onere stare qui a suonare. Onore perché ogni momento di condivisione, anche se mascherati, anche se in un nuovo modo di vedere le cose, è più difficile sicuramente, no? Ma ogni azione, per noi che siamo da questa parte, è un atto di tale profondità, perché noi viviamo la nostra vita per questo momento, per dare a voi qualcosa e insieme a voi andare da qualche altra parte che da soli non avremmo mai potuto raggiungere. Per cui ogni momento in cui questa cosa può succedere, anche al di là di ogni difficoltà, è un momento per cui io personalmente rendo grazie. E quindi ringrazio voi in primis, ma chi ha voluto continuare testardamente a organizzare cose. Quindi l'applauso andrebbe a voi, effettivamente, non a me. L'onere è perché nel momento in cui mi hanno invitato mi hanno chiesto un progetto che io facevo finta di non ricordare. Perché, come diceva Gabriella prima, omaggiare John Coltrane significa omaggiare una figura talmente grande che provare a rimanere se stessi e non esplodere cercando di omaggiarlo è difficile, molto difficile. Ma questa è stata l'occasione per andare molto molto dentro quel materiale, cercare altre cose, cercare l'ennesima parte di me che deve ringraziare la presenza di John Coltrane in questo grande mare che è la storia degli esseri umani, no? Quindi non solo artistica, ma proprio la storia spirituale, profondamente spirituale degli esseri umani. E ho suonato vari brani, tutti sono brani di John Coltrane. Il primo è Song of Praise, seguito da quella che è la sua versione, quella che è la mia versione di una sua versione di un brano di Broadway che è My Favorite Things, per poi andare a un brano un po' sconosciuto che è Ogunde, e per finire adesso con questa sorta di patchwork, di istruzione, ricostruzione e ripensamenti vari sul concetto di Giant Steps, che è un brano che ha trasformato in qualche modo l'approccio all'armonia contemporanea nel jazz, ma che a oggi è una riflessione profonda sulle possibilità di unire il pensiero con l'azione, con la spiritualità, che poi è stata la storia della vita stessa di John Coltrane. Per cui stare qui, io adesso vi suono altri due brani molto diversi, sia perché cronologicamente appartengono a due mondi molto differenti della sua storia. Il primo è Offering,
che credo che tutte le registrazioni di questo brano siano avvenute postume, è stato uno degli ultimi temi che ha scritto, per poi seguire con un brano che è diventato insomma iconico di un certo modo di pensare le ballad, cioè questi pezzi lenti, insomma lui lo dedica alla moglie e in qualche modo è una dedica all'amore che poi diventa nella sua vita l'amore supremo, quindi il brano è ovviamente Naima. E grazie ancora, basta.
Grazie mille. Giustamente suonando da solo è più rapida la questione, no? Esco, entro, faccio tutto da solo, effettivamente. Grazie, ancora, veramente, grazie. Bisogna essere generosi. Io un altro piccolo brano ve lo faccio e chiudo questo concerto con un brano che in qualche modo Coltrane dedicò al Signore e io dedico a Lui e in qualche modo dedico a voi e a me stesso. C'è bisogno di saggezza, c'è bisogno di tanta saggezza in questo periodo, c'è bisogno di non farsi prendere dalla paura, c'è bisogno di non guardare l'altro con preoccupazione, c'è bisogno di aprirsi in questo momento perché non siamo soli a vivere questo. Quindi ancora grazie di essere qui, portate a casa un po' dell'energia che si racchiude nello stare insieme in un posto, perché ne avremo tanto bisogno da qui a venire. Per cui grazie ancora, vi lascio con Wise One. Grazie.